Brevissimi. Ha risposto così in serata, con al suo fianco il governatore della Lombardia Attilio Fontana, il premier Giuseppe Conte e i cronisti che gli chiedevano in che tempi il governo completerà la riforma sulle autonomie. Non ho assistito a nessuno strappo tra Lega e Movimento 5 Stelle, aggiunge, cercando di allentare le tensioni all'interno del governo e continuando a sostenere che l'autonomia verrà concessa, ma in misura da non svantaggiare nessuno. Stiamo dando una grande spinta, un grande impulso per avvicinarci alla dirittura finale. Ci siamo quasi, però come ho sempre detto non soltanto dobbiamo fare questa riforma, la dobbiamo fare bene. Per farla bene quindi dobbiamo fare tutte le verifiche e gli approfondimenti che stiamo facendo e cercheremo veramente di riuscire in questo intento. È un'opportunità che vogliamo offrire alle regioni che lo richiedono, a tutte le regioni, ma in un quadro di sostenibilità, compatibilità con gli interessi che rimangono nazionali, lo vorrei sottolineare. Cosa questo significa è tutto da verificare, anche se lo stesso Presidente del Consiglio ha chiaramente detto che non verranno concesse competenze su tutte le materie richieste. Il vertice è saltato sulla scuola dalla misura dell'ostacolo non facile da superare. Lo ha sintetizzato chiaramente il Ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani, che parla di trattativa estenuante nella quale però è determinata a non fare concessioni che snaturino le istanze dei veneti. Se in materia di istruzione già mi si nega la possibilità che una regione con risorse proprie possa fare un'offerta formativa migliore e il motivo ostativo è che nelle altre regioni non si possa fare, così mi nega completamente il principio base dell'autonomia. Autonomia che è prevista nel contratto di governo. Se qualcuno ha cambiato idea basta che lo dica e non si vada allora ulteriormente avanti. Un concetto ribadito anche dal governatore del Veneto Luca Zaia, furente dopo la sospensione del tavolo. Se noi non facevamo il reddito di cittadinanza il governo non ci sarebbe più. L'autonomia è nel contratto di governo, l'autonomia è un impegno che i cittadini deve essere fatta, se no non ha senso che esista un governo, no? Se un governo non rispetta i patti con i cittadini vuol dire che non ha senso che esista.